Asmara sogna l'Italia. La vita dell'amabile cittadina si è fermata al 1939. Allora furono costruiti gli ultimi palazzi ambiziosi, all'ombra del campanile della cattedrale. Era la decana delle città italiane nell'Africa orientale e per quanto all'ultimo la smania di ingrandirsi si fosse comunicata anche a lei, si può dire che si fosse già fatta in precedenza le ossa. Gli italiani ci vennero nel 1889 e Ferdinando Martini vi trasferì da Massaua, la capitale della colonia, nel 1897. E Asmara conservò sempre la sua aria signorile di città giardino, un'aria che gli eventi e la nostalgia hanno reso quasi imbalsamata. Tutto è vecchio di 10 anni all'Asmara. Le ultime costruzioni sono rimaste a metà. Il traffico cittadino, intenso e festoso, viene portato avanti alla meglio da vecchie macchine italiane, tenute insieme da miracoli di meccanica e di fedeltà. E gli italiani si stanno rifacendo pazientemente la casa. Del resto un giro in città è presto fatto. Ecco la sede del commissariato di governo inglese. La palazzina forse troppo modesta del nostro rappresentante. Il liceo ginnasio. Ci sono 14.000 studenti italiani. Il corso, pieno di gente uguale a noi.